A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Guardate cosa succederà nel fine settimana, ancora altre piogge e altre nevicate. Vedete, continua questo treno di perturbazioni, ovviamente con delle pause. Nel dettaglio vediamo cosa accadrà nella giornata di sabato. Iniziamo dalla mattinata, passiamo alla grafica successiva, ritroveremo già molte nuvole, anche se non mancheranno delle aperture del cielo, soprattutto sui settori più orientali, vedete, del Veneto, dell'Emilia Romagna. Poi pian pianino tenderà a peggiorare dal pomeriggio a partire dall'Emilia occidentale, dove si verificheranno le prime piogge possibili anche, vedete, sui settori settentrionali del Veneto e sui settori meridionali del Trentino Alto Adige. In serata poi peggioramento delle condizioni meteo in maniera più convinta, con piogge che investiranno un po' tutti i settori, nevicate in media oltre i 600-800 metri. Vediamo cosa succederà dal punto di vista termico, temperature minime comprese tra i 5 e i 7 gradi centigradi. Concludiamo con le temperature massime, pochi cambiamenti, infatti ritroveremo valori attorno ai 10, 11 o 12 gradi. Per ora è tutto, buon fine settimana, arrivederci.